Arriverà un altro supermercato a Brusegana e in quartiere ora ci si preoccupa davvero per la viabilità. I discendenti di Vittorio Girolamo Mazzucato, fondatore agli inizi del Novecento della ditta di legnami in via dei Colli, in riva al canale Brentella, sulle cui acque per decenni hanno navigato tronchi d'albero e tavolati diretti o partenti da lì, mollano tutto e, utilizzando il piano casa della regione, demoliscono la vecchia proprietà commerciale, non le abitazioni intorno che sono vincolate, per ricostruire un nuovo edificio per la vendita. Un supermercato di circa 1200 metri quadri, il terzo nel giro di 1,5 chilometri di strada. Il comune non ha potuto opporsi, ma ha preteso alcune opere pubbliche. Di avere almeno una rotonda all'uscita di ex Mazzucato Legnami, di avere una passerella ciclopedonale, di avere dei passaggi pedonali protetti. Questo è stato accolto da subito e quindi siamo soddisfatti di questo. Altri 200.000 euro entreranno nelle casse di Palazzo Moroni come oneri, ma a Brusegana ci si preoccupa per viabilità e vivibilità. Via dei Colli è parecchio trafficata, questo ci preoccupa non poco. So che la cosa ci cade dall'alto e quindi parlo da un punto di vista della regione e quindi dobbiamo accettarla. Sento in questi periodi parlare anche di polo scolastico in via dei Colli, in via Cave più che via dei Colli, fra via Cave e via dei Colli, e questo continua a preoccuparci. I Mazzucato hanno trovato subito l'inquilino per il nuovo capannone. Il settore alimentare a Padova va forte e sono continui gli insediamenti di supermercati e perfino di ipermercati alimentari. Queste strutture, ne stanno nascendo altre nel comune di Padova, senza far nomi, non rimangono dei giorni delle scatole vuote.